8:38, bentornati su Cittadella la radio, siamo insieme su Buongiorno Taranto, io sono Marina Luzzi e con me c'è Gisberto Nicoletti e do il benvenuto al vice sindaco di Taranto Gianni Azzaro che fra pochissimo sarà con noi. È con noi? Eccolo, lo sentiamo, pronto? Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Allora, ci racconta com'è andata questa trasferta a Varsavia e cosa è emerso rispetto a un tema che è di stretta attualità, che è quello della sostenibilità alimentare, anche se meno toccato rispetto ad altri tipi di sostenibilità quando facciamo questa narrazione. Certo, buongiorno. È solo un prosieguo di un'attività che è iniziata già qualche anno fa. Sì. C'è un'organizzazione Eurocities al quale partecipano diverse città o capitali europee che si stanno applicando più degli altri nell'attuare dei piani strategici di sostenibilità alimentare. Il Comune di Taranto ha aderito anche in virtù del fatto che nel novembre del 2022 abbiamo avviato la realizzazione di un piano strategico sulla sostenibilità alimentare con il SIAM di Bari. Ci sono stati diversi incontri questo mese, prima a Tirana, dove ci sono stati degli scambi delle buone pratiche tra le città europee, e poi a Varsavia è stato il momento, ufficiale dell'ingresso del Comune di Taranto all'interno del Milano Urban Food Policy Pact, ovvero del patto di Milano sulla sostenibilità alimentare. Quindi siamo entrati ufficialmente in questa rete delle città europee, delle capitali che stanno attuando queste politiche sulla sostenibilità, più che altro sana, sulla sostenibilità. Ecco, cerchiamo di spiegare sano. Che cosa significa sostenibilità alimentare poi concretamente, di che cosa parliamo, quali sono i cambiamenti che vengono apportati. Parliamo sostanzialmente di alcune azioni, in particolare tipo la promozione del cibo sano, del cibo più che altro a chilometro zero, sì. Anche del rifiuto zero, quindi cercare di portare in discarica quanto meno cibo possibile, cercando quindi di, come facciamo anche a Taranto, distribuirlo a quello in scadenza o comunque quello che non viene utilizzato alle comunità o le classi più deboli, e quindi anche con un'azione anche mirata fatto all'interno degli istituti scolastici e quindi delle scuole, soprattutto delle scuole primarie, e poi all'interno comunque delle varie comunità. È stato molto apprezzato il lavoro sulla riflessione scolastica che ha fatto il Comune di Taranto. Che tipo di lavoro si sta facendo, Azzaro? Per esempio noi abbiamo un'alimentazione molto oculata, attenta all'interno soprattutto delle scuole degli asili nido, le scuole materne, quelle là più che altro quelle in gestione direttamente dall'amministrazione comunale, attraverso un programma attento coordinato con l'ASL di Taranto. Tra l'altro ci sono diversi incontri, anche c'è una dieta particolare alla quale si attengono tutte le scuole con in primis, grazie all'aiuto anche degli insegnanti. In diverse scuole per esempio vengono abituati i bambini a un'alimentazione corretta, quindi c'è proprio un piano anche dal lunedì, a parte chi fa il tempo pieno, ma anche per le merende, per esempio dal lunedì al venerdì c'è un programma ben definito, quindi prevedendo frutta, verdura o cibi sani rispetto alle solite a quello che ci ricordiamo noi dai nostri tempi, delle merendine confezionate, sì, o delle focaccine unte di olio. Assolutamente sì. È un'altra epoca ed è giusto che si vada avanti ora che sappiamo quanto bene ci fa mangiare degli alimenti piuttosto che altri. Assolutamente. E in virtù proprio di questa nostra buon lavoro fatto a Taranto, individuato da Milano, potrebbe essere uno dei programmi pilota per ottenere fondi comunitari e quindi avviare un progetto comunitario dove Taranto vede uno dei comuni in prima linea. Bene, quindi siamo contenti di una transizione generale che prevede quello che stiamo attuando nel campo della rigenerazione urbana, sociale, economica e energetica. Naturalmente questa si completa con questo modello di transizione anche nel campo alimentare. Che sappiamo tutti quanti poi effetti benefici ha sulla popolazione in termini di salute, in termini di benessere. Grazie per essere stato con noi e averci raccontato anche di questo, e a presto, buona
buon lavoro. Grazie al vice sindaco Gianni Azzaro.